Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Sì, la riunione è stata fruttuosa, abbiamo un'ottantina di uomini, alcuni già presenti e alcuni in arrivo, dei quali dobbiamo essere grati alle province autonome di Trento e di Bolzano. Già arrivando verranno subito messi all'opera rispetto ai punti di maggiore crisi che abbiamo nella messa in sicurezza di coperture che riguardano quest'area, in particolare Mortegliano, con gli altri comuni contermini. Quindi abbiamo definito i meccanismi operativi e quindi cerchiamo di fronteggiare anche davanti alla presenza annunciata di una nuova allerta, quindi di nuove precipitazioni che non ci consentirebbero, qualora fossero importanti, di proseguire velocemente, quindi siamo condizionati anche da questo, però vediamo che la macchina è a piena velocità, quindi speriamo di poter nel minor tempo possibile fronteggiare le difficoltà e mettere in sicurezza le persone nelle proprie abitazioni. Andrea Donati, Protezione Civile del Trentino, e siamo arrivati questa mattina, siamo in 5 persone e siamo a supporto a tutte le squadre di Vigili del Fuoco che provengono dal Trentino, quindi 10 squadre dei Vigili del Fuoco volontari e 2 squadre dei Vigili del Fuoco permanenti. Siamo a supporto, abbiamo mezzi di sollevamento, cisterne e quant'altro, tutto necessario per poter fornire il materiale e rendere adeguate le necessità lavorative in quota. Come avete trovato la situazione in Friuli Venezia Giulia al vostro primo arrivo? Al nostro primo arrivo abbiamo trovato un po', una situazione anomala perché non ci eravamo mai trovati in una situazione del genere e a vedere una grandine che abbia rovinato in maniera così importante le coperture e i tetti, e quindi capiamo i disagi della popolazione. La Zerilegna, dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento e anche comandante del Corpo Permanente di Trento. La colonna mobile della Protezione Civile di Trento è partita questa mattina alle 5 di mattina da Trento. Una prima squadra di coordinamento è giunta qui per la riunione preliminare con le autorità e il personale che sta coordinando l'evento. Nell'arco di poco tempo arriveranno le squadre operative, l'idea è di restare quindi e prestare soccorso alla regione Friuli Venezia Giulia fino a domenica di questa settimana, quindi 4 giorni di operatività. Il personale che è giunto sul posto è composto da 66 operativi, di cui 50 appartenenti ai corpi dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia Autonoma di Trento, quindi della Federazione dei Vigili del Fuoco volontari, 5 persone del Servizio Prevenzione Rischi del Dipartimento Protezione Civile e 11 persone del Corpo Permanente di Trento, quindi tutti associati al sistema di protezione civile trentino. Siamo giunti sul posto anche con dotazioni, attrezzature e mezzi. Il personale che opererà in questi giorni è abilitato per lavori in quota e operazioni quindi sulle coperture e speriamo di poter dare un buon contributo alla Regione Friuli per far fronte all'emergenza del maltempo dei giorni scorsi. Sono Martin Gassar, ispettore antincendio Caprio del Corpo Permanente di Bolzano. Sono venute 2 giorni fa, il 1 agosto, per fare un sopralluogo. Ho visto che la situazione è molto grave e poi abbiamo deciso col nostro comando che mandiamo 2 squadre del Corpo Permanente più 2 squadre dei volontari che sono da oggi in operatività, e siamo in tutto 25 persone e stiamo qua finché serve poi il nostro aiuto, concordando chiaramente col comando provinciale di Udine. Come avete trovato la situazione? La situazione era molto grave perché sono
eventi molto critici per la popolazione e noi cerchiamo adesso di aiutare con i teli e con i sacchetti per coprire i tetti.